Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, rimasti qui che era andata in pediatria. E avete Sono... lasciato tutto qui. Ah, i guanti che abbiamo utilizzato tutti quanti in piena pandemia e quindi brutto periodo. Qualche bel ricordo, ma tanti brutti periodi. Per la maggiore. Domani a quest'ora abbiamo cambiato il corso della storia. questo cos'è? Ho indicato una mutazione, vediamo se i risultati dei testi corroborano la nostra teoria, è roba grossa. Ve lo ricordate questo posto? La fine del primo The Last of Us? Lo stesso identico posto. Joel è entrato qui e c'è ancora le macchie di sangue per terra. I mitici nastri. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, non so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza. Ma hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. Qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado... Ellie! Vieni qui. Che ti è saltato in mente? Scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami. Che è successo qui? Se mi menti ancora una volta, me ne vado. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia.
Joel. Per creare un vaccino. Ti avrebbero uccisa. Io li ho fermati. Oh mio Dio! Cazzo! Non mi toccare! Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Mamma mia, sopravvissuta proprio. Dina? Jessie? Ci ha messo qui. Dina? Jessie? Dove sono quei due? Una brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo in Sì, lo grado. so. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia.
Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Già. Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Non so se ci avete fatto caso, ma comunque avete visto bambini, io non ne ho visti, ragazzi, adulti, maggiorenni, ma bambini, io non ne ho Ciao. visti. Ehi, bella. Devi chiuderci la porta. Ok. Sotto le acque, poi dimmi che ospitare c'è il coperto almeno. Andiamo. Sulla mappa l'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Si resta mai asciutti in questa città? Ok, forza, vai. Ok. Sotto le acque fatica a stare asciutti comunque. Allora, quali altri pericoli incomberanno in questa città? Boh. Cosa hai detto, Dina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io non le ho detto Che lo sapevi, se è questo che... Tranquilla. L'acquario è una base dei lupi. Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Ah. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Che genere di problema? Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. È finita male, qualcuno è morto. Gli altri si sono vendicati. Ma cazzo. Fa differenza per te? No, Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy ce ne andiamo. certo. E lasciamo perdere gli stronzi ancora vivi. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. No, abbiamo, va bene, quel palo qui, meglio di niente. Dove dobbiamo andare? Presumo per Livia, presumo. Aspetta, come siamo messi? Non è il massimo, però. Merda. È bloccata. Si può tagliare da quel centro convegni. Vedo una luce. Bloccata. Già.
Ok. Niente da fare. Te l'avevo detto. Beh, meglio essere sicuri. Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini. Nella loro città. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì, è vero. Possiamo potenziare qualcosa? Mi sa che è troppo presto. 30. Niente, lo possiamo potenziare. Non abbiamo tanta roba. Da quanto Dina sta così? Un paio di giorni. Appena arrivate, ha fatto il culo a una squadra di lupi. Dovevi vederla. Ci credo. Con lei non si scherza. Ehi, dammi una mano. Di qua. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena... Chi te l'ha detto? Tirando in campo il percorso. Se facciamo l'area, aspettiamo le altre squadre. Poi attacchiamo le iene. L'ultima volta? Stavolta sarà diverso. Non è colpa. Siamo tutti nel posto. Hanno già occupato tutta la costa. Finiranno per farci il culo a strisce. Ehi, abbi fede. Parli come loro. Non è una cosa, sai. Questa missione può cambiare la storia. Ho sbagliato. Abbiamo... Fermiamoli! Non deve fuggire! Bene. Dove? No, 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 via, 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 via. Non ti avevo visto. Ora va meglio. Decisamente meglio. Questi lupi hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando. I serafini, mi pare, o serafiti. Io ho sempre sentito iene. Li hai mai visti? No, Meglio per te.
collezionabili. Scarpe da potenziamenti. Apprendibili. Esplosivi. Crea trappole esplosive extra. Apprendibili. Impara a ottimizzare le tue risorse per creare una maggiore quantità di trappole esplosive. Quantità crea frecce esplosive. Crea trappole esplosive extra. Apprendibili. Impara a ottimizzare le tue risorse per creare precisione. Movimento da disteso rapido. Apprendibile. Incrementa la velocità di movimento. Silenziatori migliorati. Eliminazioni furtive. Sono tutte robe utili in effetti, però... Crea omogeni extra. Sopravvivenza. Tenacia. Integratori. Creazioni. Crea omogeni extra. Apprendibili. Movimento. Cioè mi sarebbe comodo anche trappole esplosive, non sarebbe male. Le tue risorse per creare una maggiore quantità di trappole esplosive. Quantità creabile 1. Molotov crea trappole esplosive. Precisione. Respiro. Apprendibile. Premi. Tasto L3. Esplosive. No, dai, facciamo queste qua. Adesso facciamo un giretto tra i cadaveri e dentro per di là. Vediamo se c'è qualcosa. Questa qui sarebbe un po' più perfetta. Creazione. Potenziamento misto. Bene, a quanto pare il più grosso lo abbiamo fatto. Meno, nella zona. E succede da passare tutto qui, tutto qua. Ne abbiamo da passare ancora. Bar ristorante. Cosa sono questi manifesti? Sembrano fumetti. Ma che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Come te, in pratica. Quelli erano tempi d'oro. Da moto ti servono ben poco. Molotov, bomba fumogena, inventario al computer. La formula richiede recipiente e Non ho capito. Non mi ricordo dove devo andare. Penso sia su per di qui presumo. Sì. Giusto.
stavi dicendo prima riguardo Dina? Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Prima o poi sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. Bella, ruggine, ma bella. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Ti tocca nuotare. Per forza, eh? Non ci sono altre soluzioni. Sì, si può andare anche per di qua. Ok. Con tutte le acque che hanno preso, mi sorprendo che qualcuno abbia mai preso una polmonite, eh. Un attimo. Allora, qui c'è brutta gente. Ma bisogna per forza. O posso fare anche a meno, sì, posso fare anche a meno. Di qua. Ok. Ti seguo. No, non è qui. Adesso c'è un buco da qua. Guarda, qui c'è un buco, proprio. Ma non è quello che sto cercando io. Ah, c'è solo questo. Ah, per di là. Bel posticino, tranquillo. Vicolo cieco. Ce la fai a passare da lì? Vediamo. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. In realtà io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joel. E non sopporto sia finita così. Sarei venuto. Inventario. Freccia esplosiva. Potenziamento silenzioso. Anche Joel aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fraintendere, sei bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico? Sì, certo. Ovvio, no?
Sarcasmo, sembra ben accetto. Ce le faranno i nostri eroi? Ma... Beh... È da malati mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah, giusto. Essere vero non dipende da come sei. Rispose il cavallino. È qualcosa che ti succede. Quando un bambino ti vuole bene per molto tempo e tu sei per lui non solo un gioco, ma qualcuno a cui volere veramente bene, allora diventi vero. Fa male. Avevi un libro preferito, piccolo? Sì, Guerra Fantasma. Parla di marine spaziali che combattono Fantasmi. fantasmi alieni. Sembra proprio il tuo genere. Ok. E il tuo, Saputello? Beh, mia madre aveva solo un libro per bambini. Il bimbo radice. Che si trasforma in un bosco per salvare il suo villaggio. Ok. Ma per farmi divertire, mamma si inventava sempre un finale diverso. Una volta il bambino ha lasciato morire tutti. Non ti dico gli incubi. Paura. Ma era una brava mamma, no? Sì, è la migliore. Darà di matto quando saprà del bambino. Sì, già me la vedo. Gesù, cos'è successo qui? Questa gente continua a farsi la guerra. È così da anni, credo. Chissà com'è iniziata. Wow, È un inferno qui. il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Già. Oh, abbiamo psicofarmaci. Ah. Peccato! Cercate altri sopravvissuti! Bravo, bello. Quando arriva la squadra, io sono carico. Tempo da cane. Non è facile guidare la barca con questa tempesta. Voglio essere in prima fila su quella spiaggia. Avrai la tua occasione, come tutti. Ci stanno attaccando! Credo venisse dall'indietro! Dividiamoci e Abbiamo... Devono scappare! Cristo santo! Muoversi! Proviamo a farlo in un'altra maniera.
Ma io non riesco a capire dove sono, non li vedo. Seguimi! Sono scappati! Katie! Chi cazzo sono? Aprite gli occhi! Uno è là. E se usassimo... Troppo lento. Ah, uno è là, guarda. Due anche. Forse questi sono loro. Vado a controllare. Tutto tranquillo. Ma non è che devi dire proprio tutti il silenzio. Eccolo là.
Quello era l'ultimo, vero? Sì, Ma Questo teoricamente... posto mi fa rivalutare Jackson. non dirlo. Beh, perlustriamo molto bene la zona. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante, certo. Ovviamente. Arco, fucile a pompa. Ah, Munizioni, fucile a pompa. Colpi caricati. 5. Ampia. 3. In inventario. Revolver. Arc. Silenziatore. Potenziamento misto. Inventario al controllo. Preavviso. La formula richiama. Freccia esplosiva. Inventario al controllo. Preavviso. Ora possiede. va bene, allora abbiamo visto che qua non c'è niente di che. Però dobbiamo passare ancora dentro là. Qua si può andare? A parte che sopra là non ci siamo neanche andati. Si può arrivare. E lì ci è lasciato un proiettilino. Bene, andiamo giù. Va bene, adesso per di qua immagino. Mettiamo che si passa sotto. Oh, che coincidenza. Eccola, dai. E qui? Se c'è un buco vuol dire che c'è qualcosa. Sto cazzo. Cos'è? Ma si fa... Ah, abbiamo fatto il giro. Vabbè, dobbiamo andare dentro per di qui. Abby avrà scelto l'acquario perché è impossibile da raggiungere. Forse. Può essere. Oddio. Come cazzo lo attraversiamo? C'è quella strada. Ma è parecchio lontana. Oppure c'è quella.
Già. Molto meglio. Forza, di qua. Proviamo da qui. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca? Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Speriamo siano pochi. Allora, qui abbiamo un mucchio di roba. Materiali freccia esplosiva, potenziamento silenziatore, potenziamento misto, molotov, la bomba, ora possiede, molotov, sì, ora possiede. Bottiglia, uno. È uno schifo qui. Non mi dire. Ce l'ho! Forza! Di qua, andiamo. Serve una mano? Tutto ok. Unità vicine al rapporto, passo. Merda! Voi 4, passatevi a terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di ordini. Ma che cazzo? Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri. Gli ordini sono chiari. La squadra basta e avanza. Ah, non c'è niente qua sotto. E allora? Ah, ecco. Porca puttana. Ellie. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremmo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto Potrebbe seguire... essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ma no. Ti auguro di farcela. Ho rimesso a posto il motore. Dove vado? Fermati sull'altro lato.
D'accordo. Va bene signore, allora io mi fermo qui, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere in modo da far crescere me, Sally e il canale. Vi ringrazio ancora per la collaborazione e per la visualizzazione. Al prossimo episodio da Joker Gaming.